Buongiorno a tutti, parliamo ora di disequazioni di primo grado. La tecnica per risolverle è molto simile a quella delle equazioni di primo grado, quindi potreste anche prima guardare i video relativi ad esse. Però ci sono alcune cose alle quali stare attenti e adesso ve le spiego. Noi vogliamo risolvere questa disequazione, meno 8x più 6 maggiore o uguale a 0. La prima cosa a cui stare attenti è questa. Pensate che 3 è minore di 5, ma io posso moltiplicare a entrambi i lati questa disequazione con meno 1. Qui ottengo meno 3 e qui meno 5, ma vale ancora il minore? E no, perché meno 3 è maggiore di meno 5. E quindi in generale quando io moltiplico o divido una disequazione con un numero negativo si ribalta il verso della disequazione. Solo in quel caso, se moltiplico un valore positivo rimane, moltiplico o divido un valore positivo rimane com'è, e anche quando porto termini dall'altra parte, che uno pensa, ma cambiano di segno, sì, ma non c'entra, quello è spostare termini, e invece cambia il verso soltanto quando moltiplico o divido tutta la disequazione con un numero negativo. E quindi è sempre bene scrivere queste moltiplicazioni a lato così per essere sicuri di non sbagliare quelle disequazioni. Allora, quindi qua questo 6 lo porto dall'altra parte, meno 8x maggiore o uguale meno 6, e qui non c'entra che questo è diventato meno 6, è solo spostato un termine. Adesso invece qui ho meno 8x, dovrò dividere con meno 8, perché meno 8x diviso meno 8 fa x, però avendo diviso con un numero negativo qui si ribalta, invece maggiore o uguale ho minore o uguale, e qui devo fare meno 6 fratto meno 8, x minore o uguale, allora meno diviso meno mi dà più, 6 ottavi, divido sopra e sotto con 2, ho 3 quarti. Quindi le soluzioni di questa disequazione sono x minore o uguale di 3 quarti. Adesso vediamo anche altre cose alle quali stare attenti. Allora, risolviamo questa. Qua devo moltiplicare 2 per meno 3x è meno 6x, 2 per 5 è 10, minore di meno 6x più 13. Allora adesso potrei portare tutti i termini con le x a sinistra e tutti i numeri a destra, però qua vedo già che meno 6x va via con meno 6x. Perché? Perché questo meno 6x lo porto dall'altra parte e diventa più 6x, che si va a eliminare con questo. Così ho fatto più brevemente. Allora 10 è minore di 13, e allora quando la x sparisce dobbiamo stare attenti. Allora dobbiamo chiederci, questo che scrive qui è vero o non è vero? Sì, è vero che 10 è minore di 13, essendo questo vero significa che qualsiasi x è soluzione. Quindi se noi ad esempio scriviamo le soluzioni di disequazioni come intervalli, nell'esempio di prima era x minore o uguale a 3 quarti, potevo anche scrivere da meno infinito fino a 3 quarti, comunque qui ogni x è soluzione, qualsiasi valore. Allora se voglio scrivere la soluzione come insieme posso scrivere semplicemente R, insieme dei numeri reali. Insieme ai numeri reali è soluzione, qualsiasi numero reale metto qua è soluzione. Vediamo ancora un caso. Sette per 2x meno 1 maggiore o uguale 14x meno 2. Va bene, qua moltiplico, 7 per 2x è 14x
14x, 7 per meno 1 è meno 7, maggiore o uguale 14x meno 2. Allora, come prima, questo 14x potrei portare dall'altra parte, diventa meno 14x, che va a eliminarsi con questo. E qui abbiamo meno 7 maggiore o uguale di meno 2. Adesso dobbiamo chiederci, visto che la x è sparita, dobbiamo chiederci, è vero o non è vero? E no, non è vero, perché meno 7 è minore di meno 2. E quindi questo non è vero. E allora cosa significa? Che questa disequazione non ha alcuna soluzione, non c'è nessuna soluzione. Quindi volendo scrivere come insieme, qual è l'insieme di soluzioni? L'insieme vuoto, che spesso si indica così. Questo è l'insieme di soluzioni. Oppure scrivete non esistono soluzioni. Questa disequazione non ha soluzioni. Potete anche scrivere con le parole. E nell'esempio di poco fa potete scrivere tutti i valori, tutti gli x sono soluzioni. Oppure lo scrivete come insieme. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.